protagoniste della prima serie dei 400 stile libero juniores, una su tutte come palmarès Laura Sossai, atleta che è stata medaglia d'argento in questa gara sia ai giovanili che in categoria. I giovanili di Riccione aveva notato 4:22:49, in quell'occasione aveva vinto l'argento anche negli 800 stile libero e la medaglia d'oro 3 km di nuoto di fondo in vasca. Intanto la Giovannoni si mette in evidenza 30:07 davanti a Rampon e Morandina 30:34, 30 e 42. Sossai aveva vinto in categorie estivi a Roma nell'estate del 2011 gli 800 stile libero, aveva l'argento in questa gara dei 400 che però ha dominato in Coppa Komen, quell'occasione con i colori della nazionale italiana giovanile. 2 medaglie d'oro, 400 stile libero 4x200 e poi l'argento negli 800 stile libero e il quarto posto nella 5 km in acque libere. Infatti ha partecipato sia alla Coppa Komen in vasca che alla Coppa Komen di fondo. Un po' tardata in queste prime tracciate la Sossai, ne approfitta la Giovannoni che ha avviato in testa ai 100 metri 1:03:07, la Morandina lì vicina 1:03:24, che nuota in sesta corsia, poi la Rampon dalla corsia numero 1, Rampon che si porta in seconda posizione. Vediamo allora la situazione ai 150 metri, Giovannoni, Rampon, Andreetta negli ordini. Primato della manifestazione in questa gara di Jasmine Agnoletto, stabilito nell'edizione del 2007 con 4:16:75, il primato regionale di Renata Fabiola Spagnolo 4:10:92, nuotato nel 2005. Giovannoni a metà gara mette tutte d'accordo 2:08:72 davanti ad Angelica Sinibaldi 2:10:91 e poi per la terza posizione c'è la Rampon in 2:11:01. Senza avversarie marca Giovannoni ancora avanti ai 250 metri, il primato italiano di categoria junior che rappresenta la miglior prestazione mai votata in vasca corta di Diletta Carli nell'edizione scorsa dei campionati di Riccione, i campionati italiani giovanili. Carli aveva stabilito la miglior prestazione in ogni epoca in categoria junior in vasca corta 4:09:87. C'è ancora al comando Marta Giovannoni 3:15:19 per l'atleta toscana dell'Essici Nuoto. Alle sue spalle la Sinibaldi, poi la Rampon, fa ancora fatica ad uscire la Sossai, sicuramente sono doti da fondista le sue, sta lavorando per una stagione importante. Ne approfitta così la Giovannoni per rimanere in testa in 3:49:23, ormai siamo alle battute conclusive. Alle sue spalle la Sinibaldi e poi la Andreetta in testa a testa con la Rampon per un posto sul podio. Ricordiamo che il miglior tempo è della Urbancic 4:28:76 davanti alla Vettoretti che ha nuotato 4:29:25. Ultime battute di gara, ultimi metri, ultime fatiche per lei, la vincitrice dei 4 stile junior, Marta Giovannoni, SC Nuoto, il tempo di 4:22:02 davanti ad Angelica Sinibaldi 4:25:80 e poi Vanessa Andreetta 4:26:53. Questo è l'ordine ancora.